Nel 2008 Kobe Bryant ha vinto l'MVP. Te lo ricordi? Ecco. 28,3 punti di media. Nel 2006 Steve Nash ha vinto l'MVP. 10,5 assist di media. Nel 2003 Tim Duncan ha vinto l'MVP. 12,9 rimbalzi di media. Nel 1998 l'MVP l'ha vinto Michael Jordan. Nella stagione da MVP ha viaggiato a 1,7 steal di media recuperate. Nel 2014 l'MVP l'ha vinto KD. Le stoppate erano 0,7. Nel 2017 Westbrook ha vinto l'MVP e ha fatto 84, la tripla doppia di media, bravo, ma anche 84,5% dei tiri liberi. Invece Shaq nel 2000 ha vinto l'MVP e la sua percentuale dal campo era 57% dal campo. Ecco, se Jokic viaggiasse a queste statistiche che ho elencato dei vari MVP, le medie della sua stagione di quest'anno scenderebbero tutte.